Bellevue è un paese di meno di 700 abitanti, si trova ai piedi del Gennargentu, è capitale dell'omonima Barbagia di Bellevue. La prevalenza della sua economia è data dall'artigianato e dall'ambiente. Avevamo visto già che era già iniziata da diversi anni questa manifestazione Cortes Apertas, abbiamo ritenuto opportuno, volevi partecipare, a creare una manifestazione di grido che potesse in qualche modo incanalare le nostre produzioni e la nostra capacità anche di poter vendere i nostri prodotti verso l'esterno. Il titolo della manifestazione è Giochi e sapori in Barbagia. La manifestazione ha 3 punti di forza. Uno sono i giochi, perché rivive dal punto di vista culturale i giochi tradizionali di tutta la Sardegna, in particolare quelli di Bellevue, li fa rivivere con i bambini che fanno effettivamente ritornano al gioco del passato, quindi eliminiamo quello che per molte famiglie oggi è diventato un dramma della PlayStation, di questi giochi elettronici, e rifacciamo trovare la manualità ai bambini che si divertono come ci divertivamo forse noi quando avevamo la loro età. Ecco, questo è uno dei primi punti di forza. L'altro punto di forza poi è la valorizzazione delle produzioni tipiche, perché tutta la nostra manifestazione è incentrata su quello, è incentrata quindi sull'artigianato, sulla valorizzazione del legno, del ferro, del commercio, dei prodotti che noi stessi vendiamo. Il periodo che abbiamo scelto, che è quindi la penultima settimana di ottobre, che sta anche a significare la settimana prima della sagra delle castagne di Arizzo e ancora prima di quella di Desulo, stabilisce e crea una sorta di sistema turistico che dura un mese da noi, perché portiamo tantissime persone noi, la settimana dopo le porta Risso, la settimana dopo ancora le porta Desulo, e questo vuol dire che gli alberghi lavorano per tutto l'autunno. Le dimostrazioni principali che vorremmo fare durante la manifestazione e che ci saranno, perché è su quello che abbiamo improntato anche la manifestazione, sono principalmente la lavorazione dei nostri prodotti. Abbiamo detto lavorazione del dolce. Il dolce non deve essere visto solo convenzionato, ma bisogna far capire effettivamente come viene fatto e quali prodotti vengono utilizzati. Quindi abbiamo detto dimostrazione quindi del caschetes o dolce tipico della sposa. Dimostrazione degli intagli, perché se questi artigiani lavorano in tutta la Sardegna, devono dimostrare quello che sanno fare. Dimostrazione della lavorazione del ferro, casapanche, intagli, sono proprio tipico locali. Altri invece sono lavorazione anche territoriale, la lavorazione del torrone difficilmente la fa uno di Bellevue, ma potrebbe farlo uno di Tonara, uno di Arizzo, ma la nostra manifestazione è aperta a questo tipo di ragionamento. Effettivamente abbracciamo tutto quello che in qualche modo può essere artigianato locale, perché la nostra manifestazione deve promuovere l'artigianato di Bellevue, l'artigianato del territorio, ma l'artigianato della Sardegna intera.